Ciao ragazzi, benvenuti a Valige sul Mincio, all'interno del Parco Sigurtà, il bellissimo Parco Sigurtà che è sì un'oasi naturalistica, ma c'è anche una fattoria didattica. E oggi è giorno di dimostrazione della tosatura delle pecore, come vedete fare qui alle mie spalle, ma tra poco ci arriveremo. Ma non è soltanto questo, c'è la tosatura, ma poi qui all'interno della fattoria è stata ricostruita tutta la filiera della lana che porta fino al filato, quello pronto da usare e fino anche ai prodotti finiti, con delle sorprese che alla fine scoprirete insieme a me. Intanto andiamo a capire che cosa significa la prima fase, ovvero la tosatura, con Luca, ex pastore e grande tosatore. Come si tosa una pecora? Si tosa con la tecnica Bowen, inventata dai fratelli Bowen in Nuova Zelanda alla fine degli anni 50 e poi piano piano è stata esportata a tutto il mondo. E in cosa consiste la tecnica? Tecnica che consiste di avere il velo tutto unito e si fa una selezione sul tavolo, perché così è molto più veloce e più precisa. E materialmente da che parte si inizia della pecora a tosare? Si inizia dalla pancia, poi si fa la coscia, coda, si va sul collo e poi si va giù fino a rigirare la pecora perché deve ruotare su se stessa e si fa l'altro fianco. Grosso modo sono circa 50 passaggi. Grosso modo. Perché si fa la tosatura? Si fa la tosatura perché è una cosa obbligatoria e perché è per il benessere animale. La lana, cioè la pecora, deve essere tosata perché va in sofferenza durante il periodo estivo. Quindi poi ci sono due linee di pensiero, chi lo vuole tosare in notturno, chi lo va tosata in primavera, mai in estate, perché sennò si brucia la pelle. La pecora non soffre durante questa operazione? Assolutamente no, perché non è legata, è libera, quindi non è una tosatura invasiva, è veloce, quindi nell'arco di 2 minuti la pecora viene tosata, quindi non se ne accorge nemmeno. La tua è un'esperienza acquisita sul campo? Sì, io vengo da una famiglia di pastori, da Angelo Bertoncelli, pastore di Custosa, e io sono andato fin da bimbo in mezzo alle pecore e continuo a essere in mezzo alle pecore, perché ci vuole la passione. Una volta effettuata la tosatura comincia tutto il ciclo di lavorazione della lana, che qui abbiamo sintetizzato ripercorrendo le tecniche antiche di lavorazione, quelle estremamente manuali che in alcune parti d'Italia si fanno ancora. Quindi Luca ha provveduto a tosare le pecore. Poi che cosa succede? La prima fase è quella della selezione del vello, poi ci sarà il lavaggio, poi ci sarà la cardatura, poi la lavorazione finale. Ma ce lo facciamo raccontare direttamente dagli addetti ai lavori. Dopo la tosatura dalla pecora scende il vello e il vello viene selezionato. Cosa vuol dire? Selezionato viene diviso in base alla razza della pecora, in base al colore, in base alla finezza, alla lunghezza della fibra e poi la divisione proprio che viene fatta sia a livello casalingo sia a livello industriale è quello di dividere la lana con la fibra più corta destinata per l'imbottitura ad esempio di cuscini, di materassi. Invece la parte centrale della schiena, quella più pregiata, è destinata alla filatura per poi realizzare principalmente abbigliamento ma anche altri capi, calzetteria oppure tutto quello che noi usiamo per vestirci. E chi te le ha insegnate tutte queste cose? No, allora io ho fatto una scuola di maglieria a Biella per 2 anni, quindi abbiamo visto tutto il procedimento della lana e poi anche perché a casa l'ho sempre lavorata fin da piccola, avendo le pecore ho sempre provato a usare la lana. Quindi ci vuole anche l'occhio per selezionare la lana Ci vuole giusta. molto occhio, molta esperienza e molto tatto, quello sì. Tatto perché? Tatto perché la lana si sente anche in base a come, anche se è più succida, se ha più lanolina, meno lanolina, si sente proprio toccando la lana. Ci sono delle caratteristiche visive ma anche delle caratteristiche che solo al tatto uno può sentire. Sì. Questo è il tuo lavoro? Questo è il mio lavoro, sì. Dopo la selezione il vello deve essere lavato ed è un'operazione che si esegue per passaggi successivi in modo da garantire una pulizia perfetta. Viene quindi steso ad asciugare e da lì poi sarà pronto per le successive lavorazioni. Giovanna, qui che cosa succede? Allora, qui stiamo cardando la lana, è la prima fase che viene fatta dopo che la lana è stata lavata. Prima viene appunto il vello viene tosato, viene lavato, viene asciugato e poi viene cardato, perché la cardatura è assolutamente necessaria per poter portare le fibre tutte parallele tra di loro, togliere tutte le impurità e renderle idonee alla filatura. Questo passaggio ci permette appunto di pulire anche eventuali
impurità, toglierle Mm. e rendere la lana più morbida. È una lavorazione Eh. che richiede parecchio tempo. Sì, pazienza. Questa che ho fatto adesso l'ho cardata una volta, questa l'ho cardata 2 volte, quella 3 volte. Adesso Addirittura. rifacciamo, sì, e non è finita. E quindi adesso rifacciamo il processo con pazienza, bisogna fare con calma e pazienza perché altrimenti Questo Giovanni è il suo lavoro? no. Io sono pensionata. Mi sono appassionata a questo perché con alcune amiche abbiamo scoperto che in Lessigna la lana che veniva tosata dai pastori della Lessigna veniva gettata, cioè veniva considerata un rifiuto speciale e veniva persa. Quindi abbiamo pensato di recuperare questo bene prezioso, questo materiale speciale, e quindi l'abbiamo recuperato appunto dai pastori, Ah, lo che abbiamo bello. lavato, abbiamo imparato a farlo perché non sapevamo farlo, abbiamo imparato a cardarlo Perché? e abbiamo imparato a Perché filarlo. Giovanna? Perché investire tempo ed energia in una cosa come questa? Perché la lana è un bene, come ho detto prima, prezioso ed è un peccato enorme che venga abbandonata e considerata un rifiuto speciale. Una volta che viene appunto filata si possono ottenere delle cose meravigliose e quindi questa è la filatura fatta con il fuso come si faceva Certo. appunto una volta, e invece quella con l'acolaio, con la tecnica appunto un pochino Che s- più sofisticata. Che soddisfazione si prova a Enorme. portare avanti questa tradizione? Enorme, anche perché io non ho mai fatto questo lavoro, quindi scoprire ogni giorno una tecnica, e la capacità di riuscire a fare qualcosa di bello e che mi dia la possibilità di creare qualcosa è una bella soddisfazione. Qui sto facendo un tappeto con il mio Pegloom. Che è? Il Pegloom è un telaio molto semplice, fatto semplicemente con 2 parti di legno, una base e i pioli. Alla base dei pioli c'è un buco attraverso cui facciamo passare il filo, chiamato anche trama, e passando la lana torcigliata a slalom attraverso i pioli, poi si tira su il piolo, ogni singolo piolo, e si fa scivolare la lana attorcigliata lungo la trama fino ad ottenere un tappeto. Questa procedura viene dai paesi del nord, è molto nota in Inghilterra, Norvegia, America, Svezia. Da noi il Pegloom è chiamato telaio a pioli, ma viene utilizzato pochissimo e c'è poca letteratura e pochi video che riguardano questo tipo di lavorazione. Ma quanto ci mette a fare un tappeto così? Circa 10 giorni lavorando, Mamma mia. 3 ore al giorno circa come passione. E che Così. vantaggi dà un tappeto del genere? Un tappeto del genere ti isola, non scalda, è morbido, ci puoi fare anche yoga se vuoi, e è ecosostenibile sicuramente, e è molto al tatto, è molto morbido e dà delle buone sensazioni. Ho visto anche un altro tappeto però, o Sì. sbaglio, cos'è uno scendiletto? Questo è uno scendiletto che ho fatto utilizzando sempre vello succido, cioè non lavato, ma chiaramente selezionato nella parte centrale come ha spiegato Alice, e l'ho lavorato, l'ho lasciato esternamente al naturale e sotto l'ho lavorato con le mie mani facendo dei Mamma bei mia. massaggi con acqua calda e sapone, che ha permesso l'infeltrimento di questa parte e quindi anche la parte si è consolidata
e lo possiamo utilizzare anche questo come tappeto, scendiletto, quello che voi volete. E adesso vi facciamo vedere due utilizzi che a me personalmente mi hanno sorpreso perché non li conoscevo. Partiamo dalla pacciamatura, Stefania. Sì, certo. Allora, ecco qui, ho preparato del vello non lavato, l'ho chiamato verde vello, sottovuoto, lo potete portare a casa e metterlo nelle piante, perché il vello in realtà è ricco di azoto e potassio e non solo. La lana, il vello in questo caso, trattiene fino a 20 volte il suo peso in acqua, vuol dire che rilascerà l'acqua che voi versate sopra il vello pian pianino insieme ai nutrienti, in modo che la pianta viene alimentata e protetta dal sole quando c'è tanto caldo, protetta dal freddo quando siamo in inverno. Incredibile. Poi guardate gli articoli che vengono prodotti, questi sono copricapi, scaldacolli, ma io mi volevo soffermare su questi cubetti. Sapete cosa sono? Stefania, lo spieghi tu? Sì, queste sono saponette rivestite, le chiamo lana saponette spugna. Lo potete usare, questa è una saponetta che ha un duplice scopo. Allora, se volete profumare quelli che sono i cassetti, può andare bene anche così, ma lo scopo per cui è stata pensata è stato quello di poterla utilizzare, questa saponetta rivestita di lana, di filo di lana, come scrub o massaggio durante la doccia. Quindi pulizia totale e profumata. Questa è una cosa che onestamente non sapevo. Stefania, quanta passione ci vuole per portare avanti queste cose? Ce ne vuole tanta e anche fantasia. Non fermiamoci al semplice filo di lana, ma con la lana si può fare veramente tanto e tante cose. Perché avete voluto dare uno spazio così bello, significativo a questa tradizione? Beh, innanzitutto perché io ritengo che le tradizioni siano parte della nostra storia ed è importantissimo trasmetterle ai nostri figli, ai giovani. Lo sapete che soprattutto nei paesi nordici la filatura è sempre di più un'attività che viene seguita maggiormente dagli uomini rispetto alle donne. Però ma le donne in Italia... Qui ci sono più donne però. Ma noi in Italia, noi donne, siamo veramente tanto forti. E dai. E dai. Grazie Magda. Grazie a voi. Complimenti per questa iniziativa bellissima. Grazie. E ci vediamo prossimamente, magari ancora qui. Ciao, Grazie ragazzi. ancora. Arrivederci.